Ciao amici, bentornati sul canale, benvenuti a Gambugliano. In questa giornata uggiosa sono arrivato in paese, siamo in provincia di Vicenza, ho parcheggiato la macchina nella piazza principale, piazza da dove avete potuto vedere c'è una segnaletica con diversi percorsi. Io prendo il percorso blu della Val Piazzon e vediamo cosa ci riserva questa giornata. Mettiamo dei chilometri sotto le gambe, vamos, let's go! Dopo un chilometro di strada asfaltata, comunque tutto sempre segnalato benissimo al momento, si inizia a imboccare un sentiero sterrato che vediamo dove ci condurrà. Io questo percorso non l'ho mai fatto ed ero molto curioso. Wow, che tratto immersivo, un verde avvolgente e folgorante e sembra quasi impossibile che la città sia a pochi chilometri. Bellissimo, non pensavo fosse così. Sono sorpreso e stupito. Percorrendo tutta la valle si arriva fino a Torreselle, qui c'è la chiesa e appena fuori dal gruppo di case troviamo sempre la nostra bella indicazione del sentiero 5 della Val Piazzon. Amici, spesso in città cerchiamo magari
dei posti dove andare a passeggiare, dove andare a camminare, fare un allenamento veloce, magari dopo il lavoro, magari nel momento di stress settimanale. Cerchiamo sempre una via d'uscita dalla quotidianità e vi devo dire la sincera verità che questo percorso è davvero un percorso che fa il caso nostro in questo senso, perché sembra impossibile, ma siamo immersi nel verde, nella quiete, nella tranquillità, anche in alcuni scorci paesaggistici molto molto belli che con la fotocamera chiaramente non possono rendere al meglio, ma io sono veramente sorpreso e stupito da questo percorso. Quindi io mi rivolgo a voi vicentini: non guardate sempre solo i Colli Iberici, ma spostate lo sguardo anche più in là, in questa zona che sto veramente apprezzando tantissimo. Magari ho anche indugiato fin troppo in alcune immagini, però veramente un senso di quiete, di solitudine, di calma e di pace incredibile, non pensavo. E dopo 8 km e mezzo, quindi un giro veramente corto, siamo giunti di nuovo a Gambugliano. Sì, il giro è corto, ma cosa volete di più dalla vita? Siamo poco fuori città, pochissimo, pochi chilometri dalla città. Un percorso segnalato benissimo. Un'ambientazione immersiva nella natura, tranquilla, con una serenità pazzesca. È un percorso che mi ha davvero stupito, veramente bello e super consigliato. Fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa vi è sembrato questo percorso, se lo conoscevate, se eravate già stati in zona. Se volete consigliarmi altri percorsi, come sempre è una cosa molto bella. Scrivetemi i vostri commenti, i vostri like, l'iscrizione al canale e presto ci rivediamo perché ce ne saranno delle belle. Quindi alla prossima, ciao ciao!